Benvenuto, l'ospite della domenica è Giovanni Anfuso, regista catanese, personaggio importante, è stato anche direttore artistico dello Stabile di Catania. Grazie. Ha fatto e continua a fare tantissime cose, compresa uno spettacolo, una messa in scena in una delle chiese più affascinanti e spettacolari di Catania, se posso usare questo termine, San Nicolò l'Arena, Sì. dove dal 26 la messa in scena è Agata la Santa Fanciulla. Sì. Di che si tratta? Si tratta Agata, l'abbiamo capito, però è un doppio, ci sono contemporaneamente due cose, vero? Siamo dentro il tempio del cattolicesimo più grande di Sicilia. Quindi la chiesa di San Nicolò l'Arena è la più grande di Sicilia, per estensione oltre 105 metri, alta più di 60 e larga quasi 50. Che meraviglia! È enorme. E la responsabilità di costruire uno spettacolo dentro questo tempio ci fa tremare i polsi. La interrompo un attimo e vediamo un'anticipazione veloce, poi naturalmente approfondiremo un po' meglio. Possiamo cominciare per vedere un po' così, un piccolo flash. La fede salda come la roccia. Il coraggio di una fanciulla che sfida il potere. Lo sbarco alleato e il mistero del tesoro scomparso. Agata, la santa fanciulla, un colossal emozionante che narra la vera storia di Agata come raccontata negli atti del martirio, con un cast di 20 attori diretto da Giovanni Anfuso. Giovanni Anfuso è qua e appunto è proprio vero quello che avevo in qualche modo anticipato, che ci sono due piani di contemporanei. Poco prima della chiusura per lockdown, che purtroppo abbiamo drammaticamente vissuto tutti, la conferenza episcopale ci chiese di fare una riflessione in forma di spettacolo sui temi della nostra santa patrona. Sono tanti i temi che si intrecciano nel nome di Agata, e al di là del martirio che non tutti conosciamo nel modo in cui realmente c'è stato tramandato, quindi il rapporto fra Agata, Quinziano e la città, al di là di questo che racconteremo perché è un fatto molto importante e che determina un rapporto emozionale con il pubblico, con la città. Che c'è già l'occupazione degli Il americani. martirio è contenuto all'interno di un altro racconto che riguarda la corona di Riccardo Cuor di Leone, che è quella che ha in testa Agata. Io dico ai miei attori che quella corona sta a noi, sta agli inglesi come a noi la Gioconda, perché gli inglesi, come noi con la Gioconda che la vorremmo riavere, più e più volte hanno tentato di tornare in possesso della corona che Riccardo ha donato a Sant'Agata in partenza per le crociate. Ma è tutto vero, Riccardo Cuor di Leone, quello vero, 1100 più o meno? Assolutamente sì. Succede che nel 1943, quando le truppe alleate sbarcano, e quindi gli americani vanno verso Palermo, i canadesi vanno verso Enna e gli inglesi lungo la costa orientale. Arrivati a Catania, quindi messa alle spalle purtroppo la battaglia di Ponte Primosole, dove tanti ragazzi inglesi, tedeschi, canadesi persero la vita, gli inglesi entrano a Catania, il colonnello Wesley si installa a Palazzo dei Chierici di fronte al nostro palazzo municipale, e la prima cosa che fanno, Catania semidistrutta, gli inglesi arrivano, convocano i vertici della cattedrale e il colonnello Wesley dice testualmente queste parole: so che c'è un grande tesoro ben custodito, vorremmo, e compresa la corona di Riccardo Cuor di Leone, vorremmo vedere l'uno e l'altra. Il vescovo non era a Catania, era dalle parti di Milo, il vicario era in giro per verificare quello che i bombardamenti ai noi avevano prodotto. Rimasero sul pezzo, come dite voi, i poveri vertici del comitato delle festività agatine, i quali in qualche modo intanto bleffarono, dissero che il tesoro era stato spedito alla Santa Sede.
ma gli inglesi non abboccarono. E poi organizzarono, e da questo momento in poi non dirò nulla di più, un depistaggio appunto per salvare oro, corona, reliquie e tutto quello che era contenuto nella cammareggia dove, come lei Grandioso. custodiamo. Allora, arrivati a questo punto proviamo a vedere un altro filmato, entriamo anche noi, però non proprio nel momento. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Agata la Santa Fanciulla. È più o meno la stessa cosa. La curia ci aveva avvisato che sareste venuto, ma in verità non vi aspettavamo così, di buon mattino. We are soldiers. And soldiers immediately do what needs to be done. Maggiore James Lanciano, Royal Air Force, aviazione militare, 8º corpo d'armata, Inghilterra. Prego, signori. Dunque. Ho mentito. Sì. E mentirò. E questo è proprio più o meno il momento che stava descrivendo Giovanni Affuso. Sì, questo è proprio l'inizio dello spettacolo che debuttò appunto nel 2020, quindi poco prima della chiusura per il lockdown, e proprio lo spezzone che abbiamo visto, l'audio come ha detto lei non è felice, però lo spezzone che abbiamo visto è inerente all'irruzione che gli ufficiali inglesi fecero prima in cattedrale e poi in altre chiese della città, dove immaginarono potesse essere stato nascosto il tesoro, le reliquie e tutto quindi quella quanto il suora resto. deve barcamenarsi nel cercare di depistarli un pochino, è vero? Se abbiamo intuito bene. Non mi faccia dire di più, la prego, bene, però va bene. fu organizzato un depistaggio che noi racconteremo. Beh, comunque molto affascinante, intanto per la devozione che tutti noi abbiamo nei confronti di Sant'Agata, ma anche per questa invenzione, come dire, da creatore teatrale, di mettere in parallelo due storie apparentemente così distanti, così diverse. E anzi, a proposito, immergiamoci in quell'atmosfera con un altro filmato, e qui vediamo, poi lei ci permetterà di dare una piccola interpretazione, vediamo. Tu sarai sanata! E perfino il suo seno era rifiorito. Intanto, per tutta la notte, nel carcere, spendeva una luce fortissima! Ma così intensa che i custodi fuggirono impauriti, lasciando aperte le porte. Agata, fino a quando ti farai pazza da resistere agli ordini del nostro imperatore? Sacrifica gli dei. Non vorrai essere sottoposta a tormenti più gravi. Su di me non hanno alcun effetto le tue parole, ma solo quelle di Dio, che ha curato le mie piaghe e ha fatto rifiorire il mio seno. La stanza! Meraviglioso, e questa è proprio la vicenda di Agata. Sì, questo è un pezzo è tratto dal martirio. Siamo tornati adesso a San Nicolò l'Arena e questo è un momento delle prove proprio di questi giorni, è un momento delle prove. È il momento in cui San Pietro è stato mandato per sanare il seno di Agata. Agata è stata condannata alle torture da Quinziano, che abbiamo visto, proconsole di Sicilia, il quale al di là degli appetiti sessuali di cui tutti i catanesi più o meno ci siamo detti qualcosa, ma non è verissimo. Invece è vero che Quinziano non ammetteva da governatore delle resistenze così forti, per cui andò duro, andò con la mano pesante, condannò Agata appunto alle torture, a fare strappare il seno, e appare miracolosamente San Pietro mandato dall'alto dei cieli e sana il seno di Agata. Quinziano avverte che
qualcosa lo mette con le spalle al muro e quindi reagisce ancora di più in maniera violenta. Abbiamo visto gli interpreti, sono Giulia Messina nel ruolo di Agata e Davide Sbroggiò nel ruolo di Quinziano, mentre i protagonisti dell'altra parte, diciamo degli inglesi, sono Barbara Gallo, Alessandro Romano, Angelo D'Agosta. Insomma è un cast numeroso, di un coro di 12 persone, insomma siamo tanti. Uno spettacolo meraviglioso di Giovanni Anfuso che avrà un'anteprima il 23, e sarà dal 26 alla chiesa straordinaria di San Nicolò l'Arena a Catania. Uno spettacolo che Anfuso ha preparato già da un paio d'anni. Sì. Ecco, allora, col suo permesso, io della sua meravigliosa carriera, che è cominciata a Catania ma che poi si è sviluppata a Roma con Streller, Glauco Mauri e 1000 altri personaggi dello spettacolo che adesso non cito, tornerei indietro di un anno per vedere un'altra invenzione sua straordinaria, che è quella del lungo pranzo di Natale, perché ci sono 11 attori che siedono a tavola con 40 spettatori, sì. Questo in un castello. Proviamo a vedere un momento e poi le darò la parola, sì. Prego. A tavola! Allora, mamma, che ve ne pare, Il nostro primo pranzo di Natale nella nuova casa. Grazie, cara cugina. Oh, mamma Bayard! Ho vissuto tanti di quegli anni fuori praticamente senza famiglia. Avevo 10 anni e dissi a mio fratello: Ciao, mamma. Oh, che manine delicate! Davvero sono le manine più belle del mondo! Ma gli spettatori sono veri, sono lì che guardano. Sì, il testo è Il lungo pranzo di Natale di Torto Wilder, un autore statunitense, e ho conosciuto questo testo grazie ad una delle mie maestre di regia in accademia, Lina Wertmüller, con la quale ho studiato tanto e sono grato a Lina per tutte le volte che mi ha trattato malissimo, malissimo, perché mi costringeva ad un rigore, ad una determinazione, ad una metodologia. Io ero refrattario e invece oggi dico grazie. Mi posso permettere di dire che i risultati si vedono. Grazie, grazie. Lo spettacolo quindi, conobbi il testo in accademia, me ne innamorai subito, è la storia di 5 generazioni, viste attraverso un simbolico pranzo che dura 90 anni. Un pranzo di Natale, e allora ho immaginato che potesse essere ancora più forte il racconto dei temi della vita, i figli che nascono, i nonni che stavano seduti lì e un giorno guardi quella sedia ed invece è vuota, sì. E quindi proprio il tema della vita, del tempo che passa, come lo tratta Torto Wilder, mi è sembrato che potesse essere ancora più forte se avessimo fatto un pranzo proprio col pubblico seduto accanto a noi. È stata un'esperienza divertente, noi perdiamo spesso il senso delle parole, viene da diverso. Noi oggi diciamo che divertente è ciò che ci fa ridere, non è proprio così. Divertente viene da diverso, da qualcosa che ci sorprende perché non l'avevi prevista. Sicuramente sorprendente, devo dire, è così. È bellissimo vedere il pubblico accanto agli attori, no? Dice, metti il vino allo zio. Lo spettatore è imbarazzato, sì, no? Imbarazzatissimo. Lo sarei anch'io, no? Però divertito, e lo spettacolo viene
viaggiava sull'onda dell'emozione. Se posso dire, è un po' il percorso che dal 2018 abbiamo iniziato con Luciano Catotti e Ninni Trischitta, che sono i patron di Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, le produzioni di questi spettacoli, di Agata, la Santa Fanciulla, di Lungo Pranzo, vedo qualche immagine delle Allegre Comari di Windsor, e poi Inferno di Dante, Odissea, tanti spettacoli che abbiamo fatto per i quali ci siamo dati come coordinate quello di valorizzare il luogo in cui lo spettacolo viene ospitato. Qui dove siamo, per esempio? Allora, qui siamo all'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni. Quello che vedete, quello che state vedendo, sono le immagini delle Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare. Quello che abbiamo fatto qui, forse in qualche immagine più avanti si vedrà, è usare il cortile neogotico così come è stato disegnato dagli architetti qualche centinaio, eccolo qui, qualche centinaio di anni fa. E non abbiamo usato la scenografia nel senso teatrale del termine, costruire delle scene. Ci è sembrato di profanare un posto così bello e già così shakespeariano, quel luogo, quel cortile a cavallo fra 8 e 900, che ci è sembrato normale, oserei dire banale, usarlo nella sua valenza. Quindi questo è importantissimo nella scelta dell'opera che lei decide di dirigere. Sì, assolutamente. Quello che noi banalmente oggi diciamo una parola orrenda, la location. La location è importantissima, anche perché, mi lasci dire, con grande orgoglio, tutta l'Italia, ma la Sicilia in particolare, è uno spettacolo a cielo aperto. È uno spettacolo a cielo aperto. Quante volte abbiamo discusso con i sindaci, con gli assessori che in questa città si sono succeduti, di valorizzare gli angoli che sono già uno spettacolo. E Catania, lo posso dire con gioia e con orgoglio, non è seconda a nessuno, non è seconda a nessuno. Siamo noi che dobbiamo riscoprire con occhi nuovi la teatralità, la teatrabilità della nostra città. Ecco perché rapidamente lei ha realizzato l'Inferno di Dante in situazioni diversissime. Le cose dell'Alcantara, poi è andato a Ragusa, le cave del Gonfalone, a Noto, in una chiesa barocca. Vediamo un attimo dell'Alcantara, vediamo se riusciamo a vederla, perché non abbiamo ancora tantissimo tempo, però un momento lo vediamo. Questa è la... Tigniamo il mondo di sanguigno. Se fosse amico e re dell'universo, noi pregheremmo lui della Francesca, quinto canto. Tra poco sentiremo E caddi come corpo morto cade. Sì, le gole dell'Alcantara, si decise di fare un sopralluogo. I produttori mi invitarono a pranzo e mi dissero che la loro idea era quella appunto di fare l'Inferno e di farlo lì. Abbiamo un problema: come facciamo con le scene? È semplice, c'è già. Non dobbiamo fare le scene, c'è già, e per cui lo spettacolo è ambientato proprio dentro le gole. E avete visto, Francesca percorre a ritroso il fiume. Certo, sono stato destinatario di qualche protesta, perché chiedere agli attori alle 4 di notte di fare una generale con i piedi nell'Alcantara, insomma, è una cosa che non è consueta. Non è consueta, diciamo, ecco, così. Mettiamola così, ecco, qui c'è Caronte, però lo spettacolo è di grandissimo impatto. L'Alcantara diventa il nostro Stige. Ma adesso si dedicherà a qualcosa di più contemporaneo, è vero, e ha in progetto di mettere in scena Sciascia.
Sì, questa è un'idea per la quale mi corre il piacere, non il dovere, ma il piacere di ringraziare i vertici del Teatro Stabile di Catania che hanno voluto accogliere una mia proposta. Da qualche anno, nel 21, è stato l'anniversario, i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia, e purtroppo è passato in sordina a causa del Covid e di tutti quei problemi che tutti sappiamo. Mi è sembrato una cosa ingiusta. Ho proposto alla presidente Rita Gari, al direttore Luca De Fusco, quest'idea che mi abitava da qualche tempo, quella di lavorare su una storia semplice, ultimo romanzo di Leonardo Sciascia, proprio ultimo, è arrivato in libreria per sua volontà il giorno della morte. E una storia semplice è tutt'altro che una storia semplice, è una storia complicatissima come solo un grande maestro sa scrivere. E lei la renderà straordinariamente attraente. Debutteremo a Catania l'11 di aprile. Bene, benissimo, in bocca al lupo. Intanto ricordiamo l'appuntamento con Agata, la Santa Fanciulla, sì. Anteprima il 23, dal 26 regia di Giovanni Anfuso alla chiesa di San Nicolò all'Arena a Catania. 26 gennaio, 2 febbraio. Perfetto, benissimo, complimenti, grazie per essere stato con noi, è stato veramente un grande piacere. Grazie davvero, vi aspettiamo.